Bentornati in una nuova puntata di Salotto Siciliano. Questa è una puntata particolare, speciale, perché vi spieghiamo come siamo riusciti ad organizzare cosa? Una raccolta rifiuti chiamata intitolata Cudiamo a Munnizza, raccogliamo l'immondizia. Eravamo a una raccolta rifiuti a mare, a Malacala, e avevamo visto poca partecipazione delle persone di Noto. Quindi c'erano più turisti che persone netine. E a Roberto, mentre stavamo raccogliendo l'immondizia lì a mare, viene la geniale idea di dire: ma facciamolo a Noto. Che fa il 29 agosto? Noi stiamo organizzando una raccolta rifiuti itinerante, Cudiemo a Munnizza. Noi andremo a sguassare nella Munnizza. Proprio qua, incominciamo ora? Yeah! Però io sono stato in giro prima della raccolta per farvi vedere la situazione come era prima e per spiegarvi un po' di cose. Via. Ho preso il motore perché non avendo la patente vi voglio portare in giro con me. Andiamo. L'estate è finita, domani te ne vai. Allora, siamo arrivati alla cattedrale. Ok? Noto ha due facce, quindi la faccia bellissima e poi c'ha la faccia brutta, ovvero tutto il circondario di Noto, dove la situazione è al limite della decenza, non c'è più decenza. Quindi in qualche modo io con Nicola ci siamo sentiti in dovere di dare il nostro contributo e il nostro messaggio. Però ora io vi porto nell'altra parte, perché questa qua è la parte bella, e certo è facile così. Andiamo. In questo momento siamo appena arrivati a Parco Fazzello. Stiamo esattamente a 2 minuti a piedi dal centro, ok? Quindi non siamo manco fuori Noto. La situazione è questa. Venite insieme a me, perché non vi sparo cazzate. Entri e questo qua è l'unico ingresso del parco. L'altro è un recinto fatto anche male. E ti trovi questa situazione, carte ovunque sparse e nessuno che pulisce. Ora usciamo fuori Noto che vi faccio vedere un'altra chicchetta. Andiamo. Vi piace questo tramonto che vi sto facendo vedere? Peccato per la monnezza. Perché non basta il paradiso. Io ho fatto 1 miliardo di video dove faccio vedere la parte bellissima di Noto. Però è arrivato il momento di fare vedere anche la parte brutta. Tutti e due i lati della medaglia devono essere visti, perché dobbiamo tentare di correggere quello brutto. Quindi welcome to Noto. Yeah. Le casse, Nicola, le prime persone che sono arrivate. Bella raga. Sono arrivate le bandierine, le cambiente, i cappelli. Tanto ormai non ho nessuno da chiamare. Non hai letto la mia frase, non ti sento più vicina. Non mi metti. Persone che sono venute sono diventate ufficialmente dei pezzi del mio cuore. Assolutamente. Più mi piace, non sai quanto mi dispiace. È arrivata un'altra estate. Stamattina mi sono alzato con la cacaretta. Anch'io. Sarai mai più con me. Stare via 2 settimane e guidare come Schumacher sul furgone del tuo
preso il casco e allora ci dobbiamo cominciare a spaventare. Parco Mannarazzi. Qui mia mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Bella raga, bella. Già primo sacchetto fatto? Per me, io starò altrove, in un posto freddo tra le tue parole. Questo letto è un deserto, senza te dentro muoio di sete. Dimmi che differenza c'è tra l'amarsi e il volersi bene. Tu volevi solo innamorarti, io soltanto possedere. Passo ad essere l'unico che... C'è un pochettino uno schifo, devi inquadrare lì. Vedevamo che c'era così tanta immondizia che i sacchi sono terminati subito. Muri attestati, ogni volta che penserò un po' a te. Voto come... Allora in confronto all'ultima volta quando è. Vergognati. Stiamo raccogliendo un bel po' di immondizia. Siamo solo ai primi 5 minuti. E già ci sono un po' di bire, come ci bire. aspettavamo. Quindi noi facevamo come dei pazzi. Andavamo a mare, andavamo a Parco Fazzello, prendevamo i sacchi. Figlia, questa qua è la forza. succede? Indosserò un'armatura senza essere un cavaliere. Poi femmine, come si è combinato? Noi abbiamo organizzato. Brinderai con delle... Stiamo andando a prendere una pala a casa mia. Io starò altrove, in un posto freddo tra le tue parole. Ho rotto un altro cellulare, ma il tuo numero lo so a memoria. E posso cancellare una rubrica intera, ma non questa storia. E posso anche trovarne un'altra che sorride quando chiamo e ti somigli da lontano. E poi ricominciare tutto da capo. Come puoi vedere, Quanti sacchi avete fatto? una trentina almeno. 30 sacchi. 30 sacchi, anche 40 forse. Anche 40. Ora andiamo a vedere. Mamma mia, ma qua è pulitissimo comunque, complimenti. Vabbè, ci sono delle parti dove io prendo anche una... Cioè cerco di prendere, perché non l'ho presa, una carcassa e mi stavo per vomitare completamente. Non mi è mai venuto lo stimolo in vita mia. Lì mi è venuto perché era veramente asfissiante, insieme a Marcuzzo che era con me. Non ci credo! Che cos'è? Ieri ho vissuto a metà. Tu non ballare anche quando la musica va. Non sei Situazione conclusa qua. Stanno ultimando. Guardate che bella noto, senza ammondezza. poi si incontrano. Come ti sembra, Fra? Esagerato. Un materasso! Questo è il parco dentro Nota, non è che è fuori. Reso Ciao. conto? Ciao ragazzi. Reso conto? Reso conto. Abbiamo raccolto davvero tanto. Quante Tanto. persone siamo stati? Una 80. 80 persone che hanno lavorato tantissimo. Ma Forse di meno, sai? No, ci 80 sono state E niente ragazzi, io non sto smettendo di ringraziarvi a tutte le persone che sono venute. Grazie. Assolutamente, perché hanno dato un messaggio, soprattutto tutti sti giovani. Tutti questi giovani che hanno raccolto tantissimo da loro, soprattutto anche nelle zone inizio e riserva. Fantastico. Sono impegnati tantissimo. Viene anche un po' d'amarezza a capire quanto schifo era sparso nella nostra bellissima Noto. Fantastica. Sì. L'amore l'amore che abbiamo per Noto si dimostra anche in questi gesti. E io direi che poi le conclusioni li facciamo dopo. Li facciamo anche nello studio. Sì. Adesso volevamo fare un commento a caldo. Buongiorno, sono le 7:27 e oggi vi porto nei vari spot ripuliti. Incominciamo vicino a casa mia, Parco Mannarazzi.
tutto pulito. Sì, Parco Fazzello molto sporca, anzi abbiamo fatto bene a metterlo perché c'è da dire che ancora è rimasta un po' di monnezza. Però appunto il parco più pulito è il Parco Mannarazzi perché era più facile, però Parco Fazzello è stato ripulito tantissimo. Appunto 31 sacchi li abbiamo fatti solo al Parco Fazzello. Qua siamo a Parco Fazzello, il secondo parco che abbiamo ripulito. Ora entriamo. Ora è pulito. Un lavandino in un parco. In questo momento siamo alla salita del campo da cross e solo in questo piccolo punto, perché ora continua, ci sono 27 sacchi. E in sta strada abbiamo raccolto tantissimo. Altri 15 sacchi messi proprio in fondo alla via. Hanno trovato una macchina tutta smontata. Una macchina, queste qua sono le carene di una macchina. Materassi, armadio, gomme, quindi non sono quantificabili. Ora andiamo ad Eloro. Let's go. Siamo alle porte di Eloro, guardate com'è pulita la strada. E qua c'è un mucchietto di ben 49 sacchi. 49. Guardate qua quante cose. Per giunta qua hanno trovato il portellone, la parte interna del portellone di una macchina. Cioè, ma vi rendete conto? Qua, in mezzo alla natura. Che bella. La spazzatura non era messa a vista vicino al ponte, era proprio stava entrando nella terra. Ma non solo, scusami, ma era anche degradata e ormai mischiata con tutte le sterpaglie. Quindi quando le persone mi dicono la raccolta rifiuti non serve a nulla perché tanto poi passerà a Roma Costruzioni prima o poi a raccogliere, io sfido Roma Costruzioni a raccogliere tutto quello che hanno raccolto i ragazzi lì, in quel punto, un punto innocuo che c'era passato il giorno prima e non mi sembrava che ci fosse così tanta monnezza, e da lì sono usciti 70 sacchi. Ma quindi, alla fine dei conti, noi quanti sacchetti abbiamo preso? Quanti ne abbiamo presi? A voi la linea. E da questo Roberto assonnato. Grazie Roberto del passato, ci prendiamo noi la linea. Comunichiamo che abbiamo raccolto 366 sacchi totali. 366 sacchi totali. Ora non sappiamo quanti nelle scorse raccolte rifiuti. Ci terrei anche a dire tutto. 16 sacchi al Parco Mannarazzi, più lavoro di giardinaggio. 31 sacchi al Parco Fazzello. 57 sacchi in via Salvo d'Acquisto, che l'hanno fatta le persone più grandi con Vincenzo Belfiore, coordinati da Vincenzo. La via sopra il campo da motocross, quindi quella più critica, 147 sacchi raccolti. 147 sacchi raccolti. Esagerati. La via dietro al Palatucci, quindi vicino a Casto Sistemi, dove c'erano armadi, materassi. la situazione è un po' diversa perché qui ci stanno 35 sacchi, ma tutto il resto sono una camera intera di mobili, una macchina fatta a pezzi, quindi tutte le carene della macchina, gli sportelli e il motore. E a Eloro, zona pre-riserva, c'è da dire 80 sacchi. 80 sacchi ad Eloro è un numero agghiacciante, soprattutto perché è pre-riserva. A distanza di 100 metri ci sta la riserva. Secondo me dovremmo un attimo stimolare
dobbiamo mettere più cestini e non è una cosa, cioè una giustificazione Questo per chi il sporca. sindaco futuro di Noto. Per il sindaco futuro di Noto abbiamo necessità di dare a disposizione alle persone che vanno a farsi un bagno di lasciare dei cestini, cioè di lasciare la propria immondizia nei cestini appositi all'uscita del parcheggio, perché non diciamo, cioè non è una giustificazione, No, però un cestino lì sarebbe fondamentale, perché tutto quello che abbiamo raccolto nella strada che porta al parcheggio della spiaggia Pizzuta, che è anche vicino all'ingresso degli scavi di Eloro, sono solo salviette. E le salviette le buttano i turisti per pulirsi. maggiormente. Sì. Abbiamo avuto una grandissima risposta da parte dei ragazzi. Molte persone invece di andare a divertirsi un pomeriggio lo hanno impegnato per raccogliere l'immondizia. E Sì, lo che sai si che sono ti divertiti. posso dire? Si sono divertiti tantissimo. Io sono uscito ieri al Assolutamente, lo coso. so. Ti ricordi quanto ci hanno detto rifacciamola? Anche fra una settimana ci chiedevano. Sì. Ragazzi, la rifaremo. Ma non adesso. Non adesso, anche perché abbiamo altri progetti per Salotto e non possiamo impegnarci adesso nella questione rifiuti, perché non Di è. base la raccolta dei rifiuti è stata fatta per lanciare un messaggio, perché la situazione è andata così tanto grave che quei 360 sacchi sono nulla in confronto a tutto l'inquinamento che ci sta in tutto il territorio di Noto. Ricordiamo Noto quarto comune in Italia per superficie, ok? Il territorio di Noto è più grande di quello di Milano. E quindi ragazzi, concludendo, diciamo grazie a tutti. Io ho scritto una marea di storie, anche tu hai scritto una marea di storie sopra i ringraziamenti, e non sono mai abbastanza. Ma io ringrazio le persone anche per l'affetto, per il messaggio che hanno scritto, anche se non potevano venire. Però per quei 5 minuti che hanno speso. Siete stati fantastici ragazzi, non c'è niente da dire. Sì. Le parole non sono abbastanza. E mi io sento di dire questo. continuerei a ringraziare quelle persone che hanno reso questa nostra idea realtà, perché noi abbiamo la fortuna di vivere in un centro piccolo, perché fidati che una cosa del genere a Roma non sarebbe impossibile da E io fare. infatti prima che cominciassimo la raccolta ho detto questo: Salotto, cioè l'iniziativa di Salotto non vale niente senza questa partecipazione che abbiamo ricevuto. Perché Salotto fa pochi numeri, ok? Ma quei pochi numeri li fa dentro Noto. Quindi Sono qualità e non quantità. sono qualità e non quantità. Quindi Grazie. Io ringrazio qualsiasi persona, soprattutto di Noto, che ci segue e che ci supporta in quello che facciamo, perché noi lo facciamo per dare migliorare la una nostra scossa. realtà. Migliorare per la dare nostra una realtà. scossa. Per dare una scossa. Quindi Bella. Ragazzi, è al stato prossimo video. un piacere. Al prossimo video che uscirà domenica alle 14. Per chi non ci segue su Instagram, Male. ma perché io vedo che le persone si guardano le storie, mettono like, aspetta, questo qua è bellissimo, ma non ci seguono. Un follow ragazzi. Ma così rimanete aggiornati su video che vi possono interessare anche a voi, interessanti. Quindi questo, un bacio. Ciao. Abbiamo finito.